nella parte lì, Ma dopo vado a già. Ah. Non ci hanno intanto. Ecco, è andata a fondi la barca, i ragazzi stanno facendo di tutto per Il tirarla su. motore è perfetto lo stesso. Vedete, hop, Puttana merda, ecco qua, vedete il ragazzo che cerca di tirare su con le corde, si è visto, e ecco qua, vedete le corde, l'altro ragazzo in barca e anche lui cerca, Una cosa che succede, va bene. facendo un sacco di fatica insomma per tirarla su, perché è stata un sacco di acqua alta, la pioggia, ha piovuto tantissimissima, la neve, cioè di tutto ha fatto, il clima proprio, oggi c'è il sole, stranamente, vedete, oggi c'è il sole, vedete che belle, aspettate che vi zoom pian piano sopra il di pancia, ma di testa più che altro, ecco vi zoom un po'. Oggi c'è il sole e quindi ragazzi in qualche modo, perché oggi c'è il sole, cercano di tirare su la barca, vedete, hanno imbrigliata con le corde per cercare di tirarla su, vedete, vedete, ecco. Grande difficoltà ovviamente, e le corde, ecco, vedete, l'altro ragazzo è in barca e allora stanno cercando in qualche modo di ovviare Magari si andare dentro quel motore, su quella barca. L'uomo è carina prima. Infatti. Ma ti vedi l'idea di andare dentro quel posto? L'impresa, come dire, è piuttosto ardua, vedete, ecco, stanno togliendo per rendere più semplice il tutto, questa operazione è piuttosto difficoltosa, per non chiamare i pompieri che sennò costano 500 euro ed oltre, insomma, quindi loro in 4 fanno 8, riescono anche dai 300 ai 500 euro, insomma, i pompieri. Ecco, comunque sono cari e quindi insomma, poi non è urgente perché oggi sono le feste, una cosa e l'altra, e quindi ecco qua. E comunque le operazioni veramente saranno piuttosto lunghe e quindi noi salutiamo tutti e ecco qua la visione d'insieme e ciao ciao.